Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo parliamo di amici premianti. Il vostro Marietto Veneziano ha già fatto alcune pillole a riguardo, vi metterò poi durante questo viaggio in moto qualche frame di pillola che il vostro Marietto ha già fatto per aiutarvi. Però prima di iniziare questa micropillola il vostro Marietto vi chiede di iscrivervi al canale di The Garda, Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gloriosi gruppi Facebook, perché ormai lo sapete che i migliori amici li abbiamo, il The Garda Marietto Veneziano, nei suoi gruppi, e chiaramente in Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 teniamo il The Garda Marietto Veneziano e la gloriosa Milas, un percorso esoterico gratuito. Sono tutti invitati, basta che si iscrivano a Telegram al canale del Magici Arcieri Bertoldini. Bene, adesso detto questa piccola introduzione parliamo di questi amici premianti, perché alcune volte ci rendiamo conto di vivere un loop infinito di un copia e incolla. Ogni giorno ci alziamo e vediamo le solite facce, i soliti discorsi ridondanti. Ieri era uguale a oggi e oggi sarà uguale a domani, e alcune volte noi insomma ci rendiamo conto, abbiamo degli sprazzi di praticamente luce che ci avvisa, che ci allerta, dei campanelli che ci fanno capire che bisogna incominciare a cambiare pozzetta d'acqua o stagno o corso d'acqua. Dobbiamo pescare i nostri pensieri in altre rive, in altri stagni, in altri laghetti, in altre dighe, in altri fiumi. Insomma, dobbiamo cambiare aria, no? Ma se non lo possiamo fare fisicamente, lo possiamo fare sicuramente con i pensieri. Il vostro Marietto Veneziano vi ha già spiegato le varie pillole delle meditazioni semplici della stella di Davide, e vi ha già dato anche delle pillole istruttive come attivare dei circuiti radionici, e qui metto in evidenza un'immagine in cui un frame in cui praticamente c'è questa pillola che vi spiega come attirare amici premianti e anche situazioni positive. Chiaramente bisogna fare un po' di impegno, perché nella radionica ci vuole sempre un pochettino di impegno da parte vostra. Quando uno si approccia alla radionica deve pensare che non è come andare a fare una passeggiata al super perché non si sa cosa fare, o giocare a carte alla bocciofila. Ci vuole un po' di impegno e un po' di, come si suol dire, non denaro, ma diciamo un impegno anche finanziario, perché ad esempio stampare circuiti, comprare un pendolino o delle candele ha un piccolo costo, però chiaramente si viene ripagati poi dai risultati, perché nulla viene giù dal cielo gratis, lo dicevano anche gli antichi. Bene, ma perché è importante cercare amici premianti? Perché ci possono dare uno sbocco, o ci possono dare quella scintilla che magari per via di varie motivazioni ci siamo un pochettino arenati nella vita. Il vostro Marietto, lo sapete, è sempre sulla breccia per darvi qualche spunto, qualche idea, qualche passaggio, diciamo, però poi il resto lo dovete fare voi. Vi chiedo anche di andare a vedere le altre pillole su come attirare abbondanza, e abbondanza non si intende solo a livello finanziario, perché lo sapete che il vostro Marietto ha sempre detto che l'abbondanza deve essere a livello finanziario, che dovete guadagnare miliardi, ma l'abbondanza è quello che serve al vostro karma per poter realizzare il vostro cammino su questo pianeta. Quindi il grande consiglio del Marietto Veneziano è di andare a vedere con calma tutte le pillole che ha fatto, soprattutto per gli ultimi iscritti che mi hanno conosciuto ultimamente. Il Marietto mette a disposizione più di 380 pillole in cui c'è proprio di tutto e di più. Bene, cari amici, detto questo, il vostro Marietto prende l'occasione per salutarvi, per ringraziarmi di aver seguito fino a qui. Se non l'avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale di Legare Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove a lunedì sera alle 21 alle 20:30 c'è il percorso esoterico tenuto dal Legare Marietto Veneziano, coadiuvato dalla Milas. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.